Noi dobbiamo pensare che i cambiamenti climatici, la miseria, tutti questi eventi anche geopolitici mondiali stanno spingendo una forte massa africana verso l'Europa e noi siamo il primo paese di frontiera. Allora quando si parla di aiutiamoli a casa loro, chiaro, questo è un piccolo passo che come ASES, con un piccolo progetto, come tanti altri progetti che abbiamo, cerchiamo di fare nei loro territori. E da 30 anni ASES, l'associazione umanitaria di C agricoltori italiani, sta sviluppando progetti nei paesi in via di sviluppo, come a Maputo in Mozambico, dove Daniele Gallo sta portando avanti il progetto Trasforma, che dona alle donne del luogo attrezzi agricoli, sementi e soprattutto insegna come coltivare la terra per rendersi autosufficienti nell'alimentazione, ma anche nella solidarietà tra famiglie. Vengono fatti dei banchi per la solidarietà e viene donato a chi ha più bisogno, quindi chi ha un pochino più del meno dona a chi ha niente. Un progetto di sviluppo a casa loro che prevede anche un possibile flusso migratorio utile alle nostre aziende perché è formato e controllato. La formazione dei giovani e quindi chi vuole fare questo flusso, no, di operai specializzati. No? E questa formazione si fa nei loro posti di origine, ma si fa anche qui perché la natura e la stagionalità è completamente diversa e quindi bisogna conoscerla. 30 anni di solidarietà a casa loro che sono partiti proprio da Mirano con il primo progetto per i campesinos del Paraguay. Mirano ha una tradizione in tal senso. Abbiamo un'organizzazione non governativa ormai attiva da 30 anni, è il CESVITEM. Noi siamo aperti anche all'accoglienza e abbiamo 21 immigrati che stanno facendo attività di integrazione, amplieremo prossimamente a 29. I risultati sono molto positivi, imparano la lingua, trovano un lavoro, siamo a un livello di circa il 90%. Insomma.